Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti nel commentatore Veneziano, poi di Formula 1, ascoltiamo il putanone. Ciao, ho informazioni importanti sugli obiettivi per la gara. Finisce 11ª posizione davanti a Bottas e sconfigge Palmer. Ok, siamo 11ª in griglia, ho raggiunto l'obiettivo scuderia a Montreal. Ragazzi, gara strafavorevole, punto al podio a Montreal, perché è una gara che amo. Ho perso la prima rivalità con Bottas e sto perdendo anche la seconda, molto bene. Tutto regolare, vediamo di sviluppo, sta sviluppando resistenza aerodinamica, siamo a metà praticamente delle scuderie. La McLaren è scesa giù, la Mercedes sta guadagnando addirittura, la Red Bull invece sta superando quasi la Ferrari. Molto molto male per noi italiani. Andiamo, ripeto, spero di fare un pod perché Montreal è una gara che amo assolutamente. Voglio cancellare il ritiro monegasco. Andiamo ragazzi, si parte. Tensione altissima raga. Parto con le mobile. Dai ragazzi, voglio il podio, il Canada, partenza buonissima di Veneziano. Il Canada ha fatto le qualifiche perfette. Chiaro che in gara è diverso, ma qua possiamo comandare, sì. Nona posizione, 9th place. Come si butta subito all'interno e inventa il capolavoro. Eccolo qua, la Venere del Botticelli comandiana, signori. Mamma che sorpasso. Mamma che sorpasso. Devo tenere subito il ritmo dei primi. Ah, qua vado un po' sull'erba, sbaglio. In tutti i video che ho visto qua è uscita almeno una virtual safety car. Vediamo se sarà anche per noi così. Che veramente non ho parole per descrivere la sfiga che abbiamo. Solo ritiro la prima curva intanto, già che sta sui coglioni. Anche la pioggia non aveva mai beccato in gara. Io ho tutte le prestazioni chiaramente l'ho settate, qua sto soffrendo un po', forse ho sbagliato la gomma all'inizio un po'. Chi lo sa. Siamo sul muro dei campioni e subito lunghi. Scusate ragazzi, subito lunghi purtroppo. Già un errore imperdonable. Non so per mettermi errori o se no è già penalità ragazzi. Ho già una spada di Damocle devastante. Al prossimo taglio è già penalità. Si può fare così al primo giro però abbiamo già Jenson Button che qua ha vinto la gara partendo dall'ultima posizione. Devo riprendere perché le gomme soft però le ultra soft. Dopo però nel secondo stint sono io a avere il vantaggio, vedremo, intanto qua è un trenino inaccettabile. No, oggi mi sono proprio inglese ragazzi. No, oggi sono proprio inglese di padrelingua, neanche ma padrelingua. Motore 98, stiamo un po' rischiando, però devo cercare di non perdere il gruppone. Il cognome no. Perfetto. Non stiamo girando male, però siamo ottavi, quindi sogno podio è già un po' andato, Proprio se la scuderia è ancora poco competitiva. Per il momento non riusciamo a prendere Batman, anzi con la miscela standard stiamo crollando. Vettel per fortuna ancora un po' distante. Molto indietro Sebastiano, Molto indietro il Seb. Per il momento tengo il 25% ragazzi, perché finché non vedo almeno una virtual secondo me c'è un bug da sistemare. Ma perché devo si sfrutta Dio sto quarto posto. Io aspetto per i box chiaramente.
sono pesante, ragazzi, devo capire se è un bug o cosa, sinceramente. Prima posizione, ragazzi, prima posizione per il Kuma. Anzi no, sì no. Mamma mia che lotta con Nicolino. Lotta con Nicolino. Buon sorpasso sul del Kuma, yes. First class. Però chiaramente devo ancora fare il pit. Devo girare il più possibile positivo, ma sarà durissima, raga. Vediamo se questa strategia può dare risultati, speriamo. Speriamo, raga, ma Rosberg, però la Mercedes addirittura ha guadagnato sulla Ferrari in termini prestazionali, cioè devo arrivare alla Ferrari il prima possibile, eliminare questa cazzo di Mercedes, ha rotto il cazzo. Eccole qua le Mercedes, pronta al sorpasso tattico, un esterno impossibile, yes. Fantastico come fantastic. Ecco, ce lo stiamo giocando abbastanza bene, perché sei chiaro che spero di arrivare almeno settimo, perché settimo sembra la mia posizione, diciamo, teorica. Adesso vediamo. Se esco dai box, ottavo in questo momento mi dà lui. Bah. L'usura al 20%. È tutto da valutare, raga. Guarda le lotte tra Mercedes e buttare fuori. Dai cazzo. Ammazzatevi tra di voi. E io godo intanto. Da fare, chiaramente non riesco a guadagnare niente, che se non ci si gomme, ma loro guarda che roba. Guarda che roba. Addirittura nono adesso. Perché sto perdendo da anche dietro, allora. Che cosa facciamo? Posso andare troppo velocemente perché assolutamente la miscela, devo rischiarmi la miscela elevata. Troia, perché non posso andare su, se no poi consumo le ultra soft. Scelte difficili per il come grande, miscela grassa e rischiamo. Adesso si rischia, raga. Mi dà che l'uscita teorica è ottavo. Bah. Decimo addirittura. Sto perdendo come un porco. Niente, strategia di merda, ragazzi. Prossimo giro dei box, non questo. Il prossimo. Facciamo i box, raga, Alonso ritirato e vediamo un po' dove finiamo. Dai veloci. Secondi. Quarti. Dai veloci, raga, dai veloci. 20. Ai ai ai, sesti. Dai, mi ho detto 10, vediamo se abbiamo guadagnato qualcosa. Oh yes, sesto posto, raga, lo pretendiamo. Mamma mia che rischio. Mamma, rischio veramente il ritiro, Fioico, per fortuna. Vai subito sorpassone. Yes, ci prendiamo la quinta piazza. Quinta piazza per Veneziano e gode.
riescono a tenere l'ennesimo quinto posto della stagione. E devo tenere l'ennesimo quinto posto della stagione. Sono abbonato ai quinti posti ormai. Impressionante. Mi ha detto che Raikkonen ha problemi. No, staremo a vedere. Speriamo che sia vero il tutto ciò. Leggero rischio. Leggero rischio come indiano. Sul quinto posto il mio risultato è incredibile. Verstappen, che si va a rivincere Verstappen, speriamo, caro. Mercedes ancora troppo superiori. Ho recuperato 2 secondi su Raikkonen. Sta salendo col carburante, ragazzi. Devo stare molto attento. Relax. Adesso sei in quinta posizione. Lo so ho perso la rivalità con Bottas, ma prima l'ho persa, peccato, anche poteva essere un posticino alla Williams per veneziano, e invece niente. È un po' lungo, non devi concentrarti come Raikkonen, comunque è vero che va più lento, non posso usare la miscela elevata adesso. Noia. Aspetta, lo teniamo a distanza per il momento, Raikkonen va lento, ragazzi, lo possiamo prendere Kimi, devo rischiare. Difficoltà per Raikkonen. Minginelli me l'ha detto, però manca un giro. Qua. Manca un fottutissimo giro per il miracolo, poi. Ovviamente anche l'ingegnere che poteva più avere tra 15 minuti, ma ormai la gara è finita. Nisba. Cazzo, stavo recuperando bene su Kimi. Sono dei doppiaggi però, Scusate. Ma porca puttana, proprio adesso che sto guidando. Scusate. Mamma mia, Raikkonen è valentissimo. Dai, come provaci a fare il miracolo. Giro record di Pippo Massa, record di Pippo. Ecco perché ha problemi, madonna, bastava un altro giro. Un altro fottutissimo giro. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere, beh. Peccato. Niente da fare, vince Gigi Hamilton. Niente da fare, che sfiga, guarda che sfiga. Ottimo quinto posto, poteva essere tranquillamente un quarto. Break. Ancora Toto Wolff, Mercedes imbattibile. Imbattibili, ragazzi. Credo che oggi le condizioni della pista, per esempio il vento, la temperatura dell'asfalto, I Mercedes, signore. Guarda che bel naso, un bell'uomo. Se pensiamo che sono auto che rendono al meglio quando le gomme raggiungono la Gutierrez no, non vuole. facile intuire che una gara andrà bene, ci sono le condizioni adatte. Bello il Oggi è casco. andata esattamente così. Quell'auto sembrava Che palle perfettamente però, appropriata. madonna, bastava un giro in più. Ecco i piloti che escono Eccolo a prendere qua. i trofei da portare a Braga. Verstappen, complimenti a Max. Eccellente.
Ma Hamilton è sempre il numero 1, signori. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Ottimo risultato per Lewis Solo Hamilton, Alfonso che aumenta ritirato. il suo vantaggio in cima alla classifica. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi Ok, sceglieresti? quinto posto sempre. Gutierrez, giusto. Hamilton primo nella P19 nella piloti e Mercedes sta in fuga nella costruttori. Raga, un saluto dal Cubendone veneziano. Ciao! Intanto la Renault risale la classifica.